Da inizio anno la magistratura bellunese ha aperto 49 procedimenti per stalking, 98 per maltrattamenti, 29 per violenza sessuale, 15 per lesioni aggravate. Numeri esattamente sovrapponibili al dato nazionale che rendono chiara la portata del fenomeno oggi al cuore della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, cui è stata dedicata la riflessione proposta in prefettura da Comune Soroptimist e Belluno Donna alla presenza di un centinaio di studenti delle scuole superiori del capoluogo. Ne è uscito un messaggio chiaro: trovare il coraggio di raccontare, non chiudersi in se stesse, combattere l'indifferenza. Cercare aiuto con fiducia anche nelle forze dell'ordine che non si muovono con pesantezza in queste indagini, ma con professionalità, accortezza, sensibilità e con grande attenzione alla vittima. Gli studenti hanno portato il loro lavoro, fatto anche attraverso la ricerca degli stereotipi che pongono la donna in secondo piano rispetto all'uomo, nei racconti così come nella musica, e richieste di chiarimento sulla terminologia che sovente contraddistingue gli episodi di femminicidio raccontati dalle cronache, che cercano quasi un'empatia con l'assassino e rendono la vittima ancor più vittima. Al tavolo dei relatori anche l'Ulse Dolomiti, che dallo scorso anno al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno mette a disposizione delle vittime di violenza una stanza protetta. Essendo il pronto soccorso il primo punto di arrivo per queste donne, abbiamo pensato che proprio lì si dovesse creare un luogo protetto di conforto, di assistenza sia clinica che psicologica della donna vittima di violenza. Il panorama delle norme a tutela della violenza sulle donne si è arricchito quest'anno del Codice Rosso, che ha introdotto i nuovi reati di sfregio permanente, di revenge porn. Lo stiamo applicando, siamo stati forse fra i primi ad applicarlo, sta funzionando, è stato un iniziale disorientamento per la tempistica, ma ci siamo organizzati, c'è grande buona volontà e quindi si va avanti.